Potrebbe essere rimasto ferito nello schianto e per questo i carabinieri hanno allertato gli ospedali dei territori limitrofi per riuscire a individuare il quarto uomo che è riuscito a scappare dopo il terribile incidente lungo la rotonda di Olmi a San Biagio di Callalta. Tutto inizia nel tardo pomeriggio quando il sistema Targa System lancia l'allert. Un allarme che è partito di questa targa rubata e che quindi ha coinvolto tutto l'Interland trevigiano appunto alla caccia di quest'auto rubata. Inizia così un inseguimento tra l'auto dei ladri in fuga a folle velocità e i carabinieri. Giunti a Olmi, i 4 malviventi imboccano contromano la rotatoria. Sono le 19:30, il traffico è intenso, una vettura riesce ad evitare l'impatto. La Volkswagen che la segue invece non può fare altrettanto. Lo scontro è violentissimo. Le due auto finiscono ai lati della carreggiata, semidistrutte. La 27enne di Casier, a bordo del mezzo finito fuori strada, riporta qualche ferita e viene trasportata al Cafoncello. I 4 malviventi riescono ad uscire dalla Mercedes e a darsi alla fuga. Uno viene bloccato subito, altri 2 poco dopo nei campi. Un quarto invece fa perdere le proprie tracce. Le indagini dei carabinieri continuano per rintracciare il fuggitivo che potrebbe aver riportato delle lesioni nell'incidente, come è successo ad un complice, e così sono stati allertati i nosocomi vicini. Nell'auto dei 4 i carabinieri hanno trovato arnesi da scasso, nei borselli contanti e gioielli, probabilmente bottino di furti messi a segno qualche ora prima a Ceggia nel Veneziano. Una tragedia sfiorata, 2 automobilisti vivi per miracolo e un senso di insicurezza che cresce tra i cittadini. Dalle istituzioni un appello. Quello che noi chiediamo sia come istituzioni ma anche come cittadini è che le pene siano certe, siano severe, in modo tale comunque da dare perlomeno delle garanzie ai cittadini che si trovano davvero a vivere dei momenti di paura e inquietudine.